Belletti, che rappresentava lo Stato, oltre che il governo, che rappresentava l'istituzione, giustamente lui stesso lo ha detto, il vigile del fuoco che stava lì a farsi un mazzo, come ovviamente tutti gli altri che erano già arrivati, ma il vigile del fuoco, come abbiamo sentito da Morcone, ha responsabilità, compiti ancora più seri, più difficili, più ardui, soprattutto nel momento in cui ci sono solo macerie. Questo gli sputò in faccia, il massimo, cosa c'è di più spregevole, un segno di disprezzo totale nei confronti di chi rappresentava le istituzioni, ma non fatto da un cittadino qualsiasi, fatto dal principe dei soccorsi. Io credo che questo, di tutti gli esempi, milioni, miliardi di esempi che noi quotidianamente ascoltiamo sui ritardi, sulle inefficienze, sui diversi problemi che riguardano la protezione civile, io non credo che vi sia nulla di più emblematico e di più significativo di questo episodio che Zambelletti non ha nessuna vergogna